Buongiorno e benvenuti al Palacus di Catania, dove assisteremo a brevissimo alla finale del Memorial Giustino Altobelli tra il Veneto e la Toscana. 2 giorni di grande basket under 15, grande basket giovanile qui a Catania, per ricordare un allenatore molto importante che ha fatto un po' la storia della pallacanestro non solo in Sicilia, vincitore di una trentina di trofei, anche di 9 scudetti a schio da assistente, ben ricordato dallo spettacolo che abbiamo visto in campo tra ieri e oggi. Abbiamo visto prima la partita della finale del terzo quarto posto, ha vinto la Sicilia con Malta, ora ci avviamo a vedere Veneto contro Toscana, Veneto in maglia bianca, Toscana in maglia rossa. Io inizierei subito con un'intervista con una gloria della nazione italiana e di Treviso, con cui ha vinto un po' di tutto in Italia e in Europa, Denis Marconato. Benvenuto in Sicilia, Denis. Grazie, buongiorno a tutti. Accompagni un gruppo di giovani talenti, cosa ci vuoi dire di questa squadra? Beh, è una squadra molto promettente, giovani, bravi, soprattutto anche a livello personale, si impegnano moltissimo nel campo e anche fuori, quindi hanno una buona mentalità. Veneto che riesce a schierare 2 selezioni, perché c'è un Memorial contemporaneamente in Emilia Romagna e che dà anche qualità a quanto pare. Sì, siamo riusciti a fare 2 squadre buone, con qualità, vogliamo vedere anche qualche giocatore che magari in futuro potrà crescere tantissimo, però questo significa che stiamo lavorando molto bene sul territorio noi. Ti chiedo come hai visto ieri la Sicilia. La Sicilia molto bene, mi ha impressionato, ha un bel gioco, dei bei giocatori con buone qualità tecniche e questo fa onore, insomma, perché è una regione che merita. Tu hai fatto un po' la storia della pallacanestro italiana, ti voglio fare una domanda che però esula tutto il resto, perché tanto alla fine ne hai parlato 1000 volte della tua carriera. Selezioni giovanili regionali, tu ai tempi tuoi non c'era già il Decio Scuri o ancora non c'era? Ti ricordi qualcosa di quel periodo? Beh, io ho fatto il Decio Scuri ai tempi, non mi ricordo perché è passato tantissimo tempo ed è stata una cosa forse che mi è rimasta nel cuore, perché ho conosciuto tantissimi ragazzi che poi ho provato anche nelle selezioni nazionali oppure in varie squadre ed è una cosa bellissima per i ragazzi, secondo me va rifatta perché crea veramente amicizie a lungo termine. Benissimo, ti posso chiedere poi alla fine del torneo l'MVP per te, lo potrò chiedere? Va bene, va bene. Anche se non lo premiamo, però diamo un MVP di Denis Marconato. Adesso? No, alla fine? Va bene, però okay. Cercherò, non sono bravo in questo. Ci proviamo. Grazie mille Denis Marconato. Ora iniziamo a intervistare anche gli allenatori delle 2 selezioni. Partirei col Veneto, se vogliono avvicinarsi i 2 allenatori, perché c'è una coppia di allenatori in realtà. Se non sono pronti vado con la Toscana. Vado con la Toscana. Alessandro Manetti, che è l'allenatore della selezione toscana. Parto con te, Alessandro, intanto benvenuto in Sicilia. Buongiorno a tutti, grazie del benvenuto che ci avete dato. Ok, ieri inizio questo Memorial Altobelli, come hai visto la tua squadra nella prima partita? Sicuramente un buon impatto dei ragazzi già nella prima partita che abbiamo trovato qua contro la nazionale maltese, tante buone indicazioni che confermano i buoni progressi fatti dai ragazzi durante i primi allenamenti di settembre, la ripresa dell'attività. Oggi sicuramente un'altra sfida delicata contro il Veneto, vediamo se i ragazzi saranno pronti. Mi dicevi che è una selezione un po' diversa da quella che sta presentando in Emilia Romagna a livello anche tecnico-fisico. Sì, abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a due tornei, su a Porretta con un gruppo e qua a Catania con l'altro. Abbiamo fatto delle scelte per agevolare la crescita dei ragazzi da una parte e dall'altra. Ad ora pare essere un qualcosa che ha portato i suoi frutti, ecco, i ragazzi hanno risposto veramente bene a questa cosa. Movimento toscano, che come lo vedi a livello giovanile? Stiamo provando a migliorarci, ancora alcune difficoltà, ma stiamo provando a livello di strutture, a livello anche di organizzazione, con un po' di cambiamenti, a avvicinarci ai colossi ormai nazionali, come regioni come la Lombardia e l'Emilia Romagna, che in questo momento paiono un passo avanti, ecco. Con Alessandro ci siamo conosciuti 2 anni fa più o meno per le finali di Under 17 in cui giocavano tutti i giocatori che adesso sono in NCAA. Te lo saresti aspettato all'epoca? Non me lo sarei aspettato di ritrovarti qua a commentare una partita insieme. Più altro io penso ai giocatori che abbiamo visto in campo, che sono adesso molti in NCAA, molti che sì, sicuramente loro, fa quasi paura a pensarci. Era 2 anni fa, un'estate piombinese, dove appunto ho fatto la spalla a Roberto e fa effetto, ma già sembrava avessero già la strada spianata davanti a loro, ecco. Esatto, grazie mille Alessandro Manetti, buon divertimento. Grazie. Ciao. Andiamo di nuovo con Veneto, con i 2 coach. Soltanto uno alla fine, solo tu. Vabbè, iniziamo con te. Intanto, presentati, scusami. Buongiorno, sono Matteo Daniel,
allenatore della selezione Veneto, è un grande piacere essere qui. Benvenuto in Sicilia, ieri prima partita che è andata molto bene per voi, oggi la finale contro la Toscana, come hai visto la tua squadra ieri? Ieri è stata una partita complicata in cui la nostra fisicità ha fatto la differenza, siamo stati bravi a reagire nei momenti complicati, siamo stati un gruppo compatto, abbiamo dimostrato una buona energia dalla panchina e dai 5 in campo. Oggi sarà una partita altrettanto dura, fatta di corsa e speriamo di riuscire a mettere in campo la fisicità che contraddistingue il nostro gruppo. Che differenza c'è con la squadra che adesso sta facendo il torneo a Porretta Terme? La squadra di Porretta è sostanzialmente un'omologa di questa squadra qui. Le differenze sono principalmente nella composizione dell'organico dei ragazzi, in cui Non so, hanno qualcosa in più a livello fisico là al nord, non so, hanno... quelli che sono in Emilia Romagna. diciamo che potrebbero essere dei ragazzi un po' più, con delle caratteristiche un po' più spigliate nell'uno contro uno e nelle iniziative, ma siamo molto fiduciosi per entrambi i gruppi. Perfetto. Ultima cosa ti volevo chiedere, avete draftato dalla Sicilia Lorenzo Duscio, il numero 11 del Veneto, ti devo fare una domanda su di lui. Siamo molto contenti di averlo, è un ottimo ragazzo, molto simpatico, che porta grande positività e grande energia nel gruppo. Ieri ha contribuito in ottima parte portando energia, rimbalzi e punti dalla panchina e oggi speriamo che possa ripetersi. Grazie mille coach Daniel. Grazie a voi. Noi ci fermiamo qualche minuto e torniamo a breve con la diretta della finale del Memorial Altobelli tra Veneto e Toscana.
Torniamo in diretta per la finale del Memorial Giustino Altobelli tra il Veneto in maglia bianca e la Toscana in maglia rossa. Sono Alberto Quartaroni, vi accompagnerò fino alla fine del nostro tempo qui stamattina al Palacus di Catania. Iniziamo subito con la gara con il Veneto in possesso di palla, sto aspettando che parta la live per potervi dire i nomi dei giocatori, perché quelli di ieri non sono affidabili. Penetrazione per il Veneto, si gira, niente da fare. Errore, tiro lungo, rimbalzo finale, rimessa per la Toscana. Ok, siamo live, potete seguirci con le statistiche su FIPStats. Per la Toscana in campo con il numero 4 Stefanini, 10 Gigli, 16 Colò, 17 Monticelli, 29 Bargilli, 36 Osticioli, 48 Ceragioli, 61 Bigi, 70 Monnetti, 89 Bargellini Iu, 91 Perigi Bini, 94 Savioli. Per il Veneto in questo momento si palla Davide Fiore che vuole dar palla al numero 20 Alessandro Bohem, schiacciato terra per Caldieraro, subisce il fallo, andrà a tirare Caldieraro. Gli altri sono il numero 5 Martino Porta, 7 Adrian Meneguz Pulier, numero 8 Piccoli, numero 10 Pantano, numero 11 Duscio, numero 13 Busa, numero 14 Foltran, numero 15 Fiore, numero 18 Rizzato, numero 19 Namasco. 2 tiri per Sebastiano Caldieraro. Veneto che ieri ha avuto ragione di 14 punti della Sicilia, dei padroni di casa, mentre per quanto riguarda la Toscana ha vinto una partita con un punteggio altissimo, 111-71 su una nazionale maltese. Ricordiamo il Memorial Altobelli è tra formazioni under 15, quindi tutti i giocatori sono nati nel 2011. Quest'anno faranno quasi tutti l'eccellenza chiaramente e potranno ambire ad andare alle finali nazionali. Primo tiro corto per Caldieraro. Gli arbitri della gara sono Rubera, Parisi e Puglisi. Al tavolo Casabianca, Emerilli, Lanoce e Parisi. Rimbalzo per la Toscana con Osticioli che apre e fa anche da playmaker, perde la palla in qualche modo la Toscana, ma sarà ancora rimessa dal fondo. Se ne incarica Nicolò Gigli. Palla nella spazzatura e in qualche modo i toscani mantengono. Gigli per Stefanini, penetrazione di Stefanini, viene ben chiuso Savioli, ci va a lunga distanza, va a segno la tripla di Nicolò Savioli, sblocca poi in giù della gara. Toscana avanti 3-0 sul Veneto. Caldieraro e alla fine la palla arriva a Bohem e c'è un'altra tripla con Pantano. 3-3, si segna di 6,75 per entrambe le squadre. Veneto subito in partita che impatta il primo vantaggio della Toscana. Toscana è ancora con Osticioli per Parigi Bini, penetrazione per Stefanini, tiro corto, rimbalzo tra le mani dei ragazzi in maglia bianca. Veneto ci prova da sotto con Bohem, rimbalzo per Osticioli, già dall'altra parte Gigli sotto canestro, non riesce a segnare e perde anche il pallone. Frazione di passi. Pantano si incarica della rimessa da Martino Porta, playmaker ricciolino dei Veneti, che è una maglia bellissima, molto retro con il logo vecchio della FIP. Penetrazione per Bohem, ancora una penetrazione per Pantano, un paio di scarica che non riesce però a premiare il gioco dei Veneti. Toscana dall'altra parte, Nicolò Osticioli, gioco di palleggio, serve nel pitturato Parigi Bini che alla fine deve perdere il pallone, era troppo basso la sfera. Caldieraro sfida l'avversario, arriva sotto canestro, appoggia al vetro, il tiro non finisce in fondo alla retina. Bohem prova la tripla, Fiore, ma non va a segno. Dunque Toscana pronta per ripartire, già dall'altra parte, ritmi totalmente diversi rispetto alla fine di linea, terzo quarto posto tra Sicilia e Malta. Osticioli si deve girare in qualche modo al centro del pitturato, gli fa ottima marcatura Bohem,
Prova Savioli, scusate, tiro in lungo, rimbalzo, palla ancora per la Toscana con Gigli, prova il 75, ancora una tripla, si segna solo da lontanissimo in questa gara, 6-3 il punteggio. Reazione per Pantano, tiro ancora sbagliato, Caldieraro, rimbalzo tra le mani del più basso della formazione toscana, Stefanini, che subisce anche il fallo del play avversario, ovvero di Porta. Della rimessa si incarica Gigli, Osticioli, prova la penetrazione, tutto da solo, tiro è corto, rimbalzo per Bohem, perde palla, Osticioli riesce a recuperare il pallone e subisce anche il fallo fischiato a Alessandro Bohem, numero 20 della formazione veneta. Toscana in maglia rossa, la reazione, il tiro a questa volta va a segno, Stefanini ha condotto questa azione d'attacco. Caldieraro per Porta già dall'altra parte, pitturato, schiacciato per Bohem, mette palla a terra, fa saltare l'avversario, adesso un tiro che è troppo lungo per Pantano, recupera palla Caldieraro, Bohem 1-2, subisce il fallo, ottima azione per il Veneto che dopo l'errore al tiro si riscatta, andrà adesso dalla lunetta, Bohem. Due liberi, finora 3-8 il punteggio. Ciao. Buono il primo. Mi appunto il massimo vantaggio della formazione toscana che era sul più 5, qua rimbalzo per errore al tiro e brucia la retina il numero 15 Fiore. Dunque massimo vantaggio totalmente annullato dai veneti che in poco tempo hanno fatto 3 punti. Osticioli prova la tripla Stefanini, rimbalzo per Caldieraro, palla Porta subisce il fallo abbastanza evidente di Gigli, doppio cambio, entra per il Veneto il numero 19 Namasco, numero 29 per la Toscana, ovvero Bargilli. Stanno scadendo 5 secondi, fallo in attacco, attenzione, Parisi è fischiato il fallo in attacco per il numero 10 del Veneto, Pantano. Dunque palla per la Toscana, questa finale del Memorial Altobelli. Pressa a tutto campo per la formazione del Veneto, Osticioli ritrova comunque un modo per far arrivare la palla al compagno, ma errore abbastanza marchiano di Savioli che mette palla e piede sulla linea laterale e dunque sarà rimessa per il Veneto. Porta appoggia al vetro, bravissimo, una sorta di coast to coast che riporta la gara in parità, 8-8 tra Veneto e Toscana. Qua gran schiacciato terra, va a segnare il neoentrato Bargilli che riceve un ottimo assist, quindi un lob che viene però sprecato da Bohem, poi recuperata da Osticioli. Ci prova Stefanini dai 6,75, il tiro è corto, rimbalzo per ancora Osticioli che serve nel pitturato Gigli, ottima azione da Toscana che torna avanti, più 2 per i ragazzi in maglia rossa. Porta, riceve palla in post basso, lui che è il più bassino dei veneti, rimbalzo tra le mani di Savioli che apre, Gigli sotto canestro, subisce il fallo, andrà a tirare
fallo che l'arbitro Lanfranco Rubera dal numero 15, ovvero Davide Fiore, sospensione richiesta dal Veneto. Ci fermiamo qualche secondo. Toscana che avrà 2 tiri liberi che Nicolò Gigli si impegna a segnare per continuare a aumentare questo vantaggio. Nel momento è sul +4. Tiro lungo. L'arbitro Puglisi è neopromosso in binazionale. Ricordiamo che l'arbitraggio è triplo oggi perché i ragazzi di binazionale devono prepararsi alla rivoluzione del triplo arbitraggio anche in terza serie. Dopo la Serie A e la Serie 2, adesso anche in terza serie. Veneto in possesso di palla. Non riesce ad agganciare bene il neoentrato Riccardo Rizzato. Palla persa e rimessa per la Toscana. Ancora cambia il playmaker. La coppia di coach veneti. Entra Meneguz Pulier. Ossicioli perde palla, gli viene toccata da un avversario. Già Meneguz va a segnare, si presenta con un grande bigliettino da visita. Il numero 7 Veneto, -2 per la formazione in maglia bianca. Si va a inseguire i toscani. Crolla a terra Ossicioli, viene agganciato da Leonardo Busa. Ritengo che verrà fischiato fallo, sì. Poi gli si fischia fallo appunto a Busa che ha fatto franare a terra Ossicioli. Si vorrà pulire il parquet che adesso è un po' unto dal sudore. Cambio, primi minuti in campo per Lorenzo Duscio, ricordiamo il siciliano del Veneto che quest'anno dopo il settore del mini basket giovanile a Gravina è passato a Bassano del Grappa e porta alta la bandiera siciliana anche nel continente. Numero 11 del Veneto. 2 tiri per Ossicioli, già bonus esaurito per il Veneto. Tiro lungo il primo. Corto anche il secondo, non va questa azione per la Toscana, non riesce a produrre nulla. Qua si incarta il Veneto che rimane in zona difensiva, ultimo tocco, sono 8 secondi. 8 secondi, Toscana che ne avrà 14 per l'azione d'attacco. Qui importante questa presa a tutto campo con ultimo tocco per Bigi che permette ai toscani di recuperare pallone. Gigli. Poi Colò, post basso Ossicioli, prova la tripla Bigi, tiro contro il ferro, rimbalzo ancora per Colò. Gigli, Ossicioli, insieme a Duscio, bellissimo passaggio in post basso per il taglio del numero 10 Nicol Gigli. Palla ancora per la Toscana,
Veneto in difficoltà in questa fase iniziale della gara. Toscana che deve però produrre di più, finora variazioni senza segnare, adesso finalmente si sbloccano, sono canestro buono e c'è anche il fallo, dunque potenziale end one, ancora un fallo chiamato al Veneto, in particolare a Leonardo Busa. Grandi applausi per Edoardo Colò, autore del canestro e anche adesso incaricato di tirare il libero supplementare. Sbaglia il supplementare Colò, ma ancora un rimbalzo per la Toscana, si trova nelle mani la palla Osticcioli senza neanche aspettarselo, poi serve un bel assist ma stoppata, quasi direi involontaria, di Busa. Quindi prova una danza nel pitturato ma molto efficace da Namasco, palla poi persa e recuperata da Osticcioli per la Toscana. Va a segnare questo cost to cost, massimo vantaggio, più 6 Toscana sul Veneto in questa finale del Memorial Altobelli. Meneguz Pulier, la palla Namasco, il fallo è di Osticcioli. Namasco ha provato ad avvicinarsi, aveva davanti a sé un brutto cliente, devo dire. In panchina per il Veneto, ricordiamoci, c'è Denis Marconato, già grande giocatore della nazionale italiana e della Serie A con Treviso. Abbiamo sentito in prima partita che raccontava un po' della sua esperienza nel settore giovanile, proprio perché questi tornei tra selezioni regionali sono importanti per costruire poi la base per il settore squadre nazionali. Tanti di questi ragazzi poi avranno possibilità di essere convocati più avanti anche nei vari appuntamenti dell'Academy, che è il progetto portato avanti al settore squadre nazionali dopo il Covid. Buono il libero per Denis Namasco, punteggio di 11-16. Penetrazione per la Toscana con Bargilli, adesso ci prova da lunga distanza BG che va a segnare 2 punti per lui, era comunque all'interno dell'arco dei 3 punti. Sempre Meneguz prova a servire i compagni, poi deve mettersi in proprio, sbaglia il tiro troppo lungo, rimbalzo per la Toscana, già dall'altra parte con sempre Bargilli, perde palla e commette anche fallo Bargilli. Molto utile al suo ingresso in campo con canestri e anche rimbalzi. E ora però una palla persa e un fallo. Va a tirare la rappresentativa del Veneto, si incarica del libero Caldieraro. Due tiri per Sebastiano Caldieraro. Ieri il miglior marchiatore è stato proprio lui per la formazione veneta con 20 punti, seguito da 15 di Busa, 10 di Fiore nel 64-50, con cui il Veneto ha eliminato la Sicilia dalla finalissima appunto del Memorial Altobelli. D'altra parte migliore in campo a livello di punti per la Toscana sono stati Gigli e Colo con 13, seguiti da Bigi e Savioli con 12, Caragioli con 11, 9 Stefanini. Dunque un complesso dei canestri per la formazione toscana, più 5 ancora in vantaggio la squadra in maglia rossa, 13-18 il punteggio. Fallo commesso da Meneguz. Sono 2 tiri per il numero 61, ovvero Matteo Bigi. Buono il primo, si torna sul massimo vantaggio del più 6. Buono anche il secondo, 13-20 il punteggio.
e il fallo che si va a conquistare, a strappare Sebastiano Caldieraro, un giocatore temibilissimo per il Veneto, non solo per il ventello di ieri ma anche perché già è andato varie volte, viaggiato varie volte in lunetta. Al momento col 50% ai tiri liberi, aumenta la sua percentuale, 3 su 5. Buono anche il secondo, si rifà sotto il Veneto che è sempre là. BG, penetrazione Savioli sull'esterno, penetra Ceragioli, tiro è corto, rimbalzo di Ceragioli, dello stesso Ceragioli che sbaglia ancora una volta a tirare, poi ultimo rimbalzo di Savioli, al terzo tentativo la Toscana torna a segnare, Manetti cerca di far spingere i suoi e farli tornare in difesa. Intanto Bargellini Yu, numero 89, va a segnare Duscio, si prende anche il supplementare, il tiro libero supplementare. Lorenzo Duscio, grande iniziativa la sua. Palazzetto molto popolato anche in questa seconda partita. Tiro lungo, non riesce a completare l'end one Lorenzo Duscio, dunque rimbalzo per Edoardo Colò che fa partire la Toscana. Ha davanti a sé mezza prateria, ma preferisce rifugiarsi in Bigi che segna da 3. Matteo Bigi al momento ottime percentuali in generale le sue. Duscio per Bigi che recupera anche il pallone, serve Savioli, va a appoggiare al vetro, vola la Toscana in questo momento, siamo sul +9 per la formazione in maglia rossa di coach Manetti. Fallo di Savioli su Caldieraro che continua a essere un rebus per la difesa toscana, ogni volta che prova a penetrare verso il canestro subisce un fallo. Primo libero assegno per Sebastiano Caldieraro. Buono anche il secondo, 2 su 2 per lui, continua a migliorare le sue medie. Ora è sul 6 su 8 dalla linea della carità. In campo c'era Gioli per la Toscana che va ancora a segnare. Toscana che è entrata in campo con grandissima applicazione e un potenziale offensivo esagerato. Ieri 111 punti, oggi già 28, quasi alla fine di questo primo quarto. Errore al tiro per il Veneto, c'era Gioli, recupera il pallone, è finito il primo quarto, 28-19 il punteggio e ribadisco un potenziale offensivo enorme per la Toscana. Noi ci fermiamo qualche secondo.
Andiamo avanti con il secondo quarto di Veneto Toscana, finale del Memorial Altobelli. Vi do lettura di qualche statistica sparsa anche per avere un'idea della situazione. Ricordiamo che su FIPStats potete vedere le statistiche complete, quindi con rimbalzi, assist e tutto il resto, grazie al Gap Catania che ci sta fornendo appunto questo supporto con i tablet e con NBN 23. Dicevo 7 di valutazione per Bigi e Savioli, al momento i migliori per la Toscana, che in vantaggio, ha avuto anche un massimo vantaggio 9 punti con cui sta iniziando il secondo quarto. D'altra parte 9 di valutazione per Caldieraro, che ripeto è una sorta di calamita dei falli. Ringrazio sempre Filippo Ciavorella alla regia di Sportman. Iniziamo con il secondo quarto. Toscana in possesso di palla. Matteo Bigi, dicevo prima appunto il migliore in campo finora. C'era Gioli per Colò. Prova un gran gancio Colò, va a segnare. Massimo vantaggio aumentato per la Toscana. Qua Caldieraro deve superare Ceragioli. Caldieraro serve sull'esterno porta. Penetrazione nel pitturato. È il più piccolino, non riesce a mandarla in fondo alla retina, ma recupera comunque il pallone. Caldieraro, lob. Serve nel pitturato Piccoli. Poi in qualche modo la palla giunge dalle mani di Masco, che non riesce a segnare. Bigi conduce la manovra offensiva della Toscana già dall'altra parte. Palla rubata dal Veneto. Mette palla a terra e va a segnare Piccoli, Valerio Piccoli, che cerca di ridurre un po' lo svantaggio dei veneti. Da 3 il tiro va a segno con l'aiuto del ferro per Edoardo Colò. Continua a aumentare il vantaggio della Toscana, più 12 per la squadra di coach Manetti. Caldieraro serve sull'esterno, ma attenzione che aveva un piede fuori Davide Fiore e dunque sarà semplice rimessa per la Toscana. Doppio cambio sempre per la Toscana. Rientra Ossicioli, il playmaker, e entra anche Matteo Monnetti con il numero 70. Primi minuti in campo per lui e si piazza lui già subito a gestire il pallone come playmaker. Mette in proprio, scarica sull'esterno per Bigi che segna la tripla. Ottimo Matteo Bigi che sfiora la doppia cifra, siamo già a 9 punti per lui e primo assist per Monnetti. Caldieraro ci muove alla media distanza, il tiro va a infrangersi sul ferro. Già d'altra parte Monnetti che riceve un bel passaggio ma viene stoppato da Caldieraro, che rimedia all'errore precedente correndo dall'altra parte. Uomo ovunque, Sebastiano Caldieraro, numero 12 della formazione veneta. Doppio cambio per i coach veneti. Rimessa al fondo per la Toscana. Palla rubata direttamente dalla rimessa e fallo subito. L'autore di questa azione è Tommaso Foltran, che in pochi secondi totalizza un più 2 di valutazione. Era appena entrato in campo. Palla a Martino Porta e serve di nuovo Foltran che recupera il pallone, scivola sul parquet, non è passi e serve anche un assist per Davide Fiore. Il Veneto che si è risvegliato, adesso è 23-36 il punteggio. Bigi per Ossicioli fa saltare l'avversario, va a segnare. La Toscana ha qualcosa in più rispetto al Veneto sotto dal punto di vista offensivo. Caldieraro rischia di perdere il pallone, lo recupera, ne ha 2 addosso, raddoppio difensivo. Prova Porta ma perde il pallone, la difesa della Toscana è veramente ostica. Prova da 3, ancora una volta la presentativa in maglia rossa, ma il rimbalzo è per il Veneto. Già d'altra parte con Porta, fa saltare l'avversario, anzi lo allontana praticamente. Palla che non va a canestro. Ultimo tocco di un giocatore in maglia bianca sulla linea di fondo campo. Rubera dice palla per la Toscana. Ancora cambi per coach Manetti.
rientra Bargilli e rientra anche Bargelini Yu. Monnetti in possesso di palla, gioco sotto le gambe, Bigi si palleggia anche dietro la schiena, ma alla fine Porta è più lesto, gli ruba il pallone, va a penetrare in terzo tempo, niente da fare, Calderaro prova a rimbalzare, niente da fare, prova il tiro ancora una volta Foltran, niente per il Veneto che ha qualche problema a concretizzare le sue azioni pur non giocando eccessivamente male. Qui non si intendono fra loro i ragazzi in maglia rossa. Rimessa con 14 secondi per il Veneto per infrazione di campo. Ritmi molto alti tra le due rappresentative under 15 di Veneto e Toscana. Girandola di cambi per i coach. Chiama il gioco 4 Porta. È abbastanza evidente. Speriamo la Toscana non sia preparata alla partita in modo tale da difendere anche sui giochi degli avversari, anche se penso che in 12 ore non sia così facile. Porta, serve Bohem, si aspetta il momento dei compagni, Foltran è il più resto di tutti, subisce anche fallo, ottimo impatto di Tommaso Foltran sulla gara, andrà a tirare, sono 2 per lui. Corto il primo libro di Foltran. Veneto tradizionalmente una regione che ha dato tante medaglie per il trofeo delle regioni, sempre ai vertici, anche perché la tradizione veneta è esagerata a livello di giocatori, di società, di squadre. Basti pensare appunto a Treviso o a Venezia. Toscana già dall'altra parte, Stefanini per Monnetti. Prova da 3, Monnetti, tiro è corto, rimbalzo sempre per la Toscana, non riesce a metterla sul fondo della retina Parigi Pini e a rimbalzo, 4 mani sul pallone, palla trattenuta, si va con la Freccia che dice Veneto, si chiede di pulire il campo. Ci pensa Porta, qui è il campo, sempre vanno ringraziati i ragazzi che si prestano a dare una mano anche non soltanto a costruire il gioco ma anche a pulire il parquet del Palacus che ha visto tanti anni la Serie B del vecchio Cus Catania e anche i CNU e i Giochi Mondiali Militari e ora anche questo Memorial Altobelli internazionale. Palla contro il ferro, si incastra tra ferro e tabellone, tiro di Foltran, ancora Freccia, questa volta premia la Toscana, che riparte, un vantaggio molto rassicurante di 14 punti. Osticioli è tornato a fungere da play per i toscani, Monnetti deve sfidare Foltran, lo allontana, il tiro però è lungo, rimbalzo di Stefanini, serve ancora Monnetti, palla Osticioli, penetra, si ferma, resto forte, va a segnare, ottima azione di tutto il complesso toscano, ma in particolare di Osticioli da cui passano tantissimi palloni, Porta, serve Pantano, deve girarsi e con questo tiro dal palmo della mano non riesce a segnare, più 16 in vantaggio della Toscana sui veneti. Monnetti, Foltran davanti a lui, Monnetti non riesce a segnare, ancora un errore per lui al tiro, rimbalzo non trasformato neanche da Bargilli e palla al Veneto. Attenzione, si è fatto male Porta,
si tocca la caviglia, si era scavigliato probabilmente il numero 5 Veneto. Tutti attorno a lui, entrano anche i coach, dovrà uscire, sta piangendo, la botta è stata molto dura. Ci fermiamo qualche secondo, Filippo. Esce dagli applausi Martino Porta, bracciato dai compagni, la botta è stata dura alla caviglia, adesso si vedrà l'entità del danno per il playmaker del Veneto, che si trova ora sotto di 16 punti e anche senza il suo play titolare, e con 17 secondi da giocare sul cronometro 24 si incarica della rimessa Denis Namasco. Devo dire veramente bene la maglia del Veneto, io sono fissato con questi dettagli. C'è a terra che è un po' sporco, se ne incarica Alessandro Manetti, coach operaio, che prova anche lui a dare una mano. Namasco si incarica questa rimessa che si trasforma in un lob per Francesco Pantano, che va a segnare gran canestro, davvero beffa tutta la difesa toscana e avrà anche la possibilità di realizzare un end one. Ottima iniziativa da parte del Veneto, che ci crede per provare questa rimonta tutt'altro che semplice. Tiro corto, non riesce a completare l'end one Pantano. Tiro lungo, rimbalzo di Osticcioli, che ci prova dalla media, diventa un arcobaleno per Stefanini. Palla che va sull'esterno, sempre Osticcioli deve provarci, c'è Bargilli, stanno finendo 24 secondi, ruba il pallone Pantano, che serve Duscio. Lorenzo dà palla a Bohem, prova da lontano Pantano, il tiro non è un tiro da tre assolutamente, è un airball che va fino a fondo campo. Palla per la Toscana. Io farei un applauso a Samuele Politi, che porta anche il ghiaccio ai ragazzi del Veneto. Il povero Martino Porta è ancora dolorante e sta cercando di recuperare da questa brutta distorsione alla caviglia. Toscana vuole aumentare il vantaggio per essere più sicura a riposo lungo. Osticcioli perde il pallone perché è stato contrastato fallosamente da Lorenzo Duscio, fallo del catanesino del Veneto. Credo sia il primo fallo personale per lui. Non ho visto l'indicazione del tavolo, ricordiamo al tavolo ora ci sono Luppino, Lanoce, Merilli e Casabianca. Tiro sbagliato di Osticcioli, Nicolò Osticcioli. Buono il secondo, 1 su 2 per lui, settimo punto della sua gara. Devono reinventare i coach veneti. Tiro lungo ma che viene deviato fallosamente. Lorenzo Busa andrà a tirare la linea del tiro libero. Già il terzo fallo, credo per Bigi. No, scusate, il terzo fallo è di Parigi Bini, di Gregorio Parigi Bini, numero 91.
Bene ai liberi, c'è cambio, tutta la panchina si alza per applaudire Gregorio Parigi Pini, che deve sedersi in panchina visti i tanti falli commessi. Entra al suo posto Monticelli Levorato. Stefanini per Osticcioli, peggio sotto le gambe da palla Colò. Reazione per Stefanini che serve il neoentrato Monticelli Levorato, che va a segnare con un ottimo terzo tempo, con un movimento da categoria superiore, non certo under 15. Qua fallo banale di Edoardo Bargilli. Saranno 2 tiri. Ancora un cambio per coach Manetti, che sta un po' mischiando le carte. E rientra Gigli, esce Osticcioli, andrà a tirare il libero Leonardo Busa. Filora autore di 1 su 2. Sbaglia ancora, abbassa un po' la sua media. 1 su 2, quindi ancora il 50% per Leonardo Busa. Penetrazione già dall'altra parte, ottima azione di Gigli che si lancia dall'altra parte del campo e va a segnare. Duscio prova il tiro, è lungo, rimbalzo tra le mani di Monticelli Levorato, che ora si incarica di portare palla, aspetta il momento dei compagni. Nicolò Gigli, Monticelli Levorato prova il tiro, è troppo alto sul tabellone. Palla adesso tra le mani di Duscio, che voleva dare al compagno, palla ancora persa, momento di confusione, momento corrida. Qua fallo veramente strano da parte di Busa, che fa un passo di danza, allarga troppo la coscia e commette fallo. Time out, ci fermiamo qualche secondo. Vai pure. 2 tiri per la Toscana, il punteggio è quasi sul più 20, più 17 per la formazione in maglia rossa. Continua a aumentare il vantaggio per la Toscana, la regione di Dante Alighieri. Veneto in possesso di palla, deve rimontare a tantissimi punti di svantaggio, ma ci prova sempre. Fallo subito nel pitturato dal numero 20, no, scusate, dal numero 19, questo male, Dennis Namasco.
finora 1 su 2 per lui ai liberi. Cambio, rientra Caldieraro che era stato l'uomo più per i veneti nei primi minuti di gara. Damasco 3 punti finora per lui, non buono il primo. Buono il secondo, ancora 50% liberi per lui. Ancora cambi. No, non ci sono cambi. Non ci sono cambi, erano troppo vicini al tavolo i giocatori del Veneto, erano a colloquio con uno dei coach. Veneto ruba palla, grande azione dei ragazzi in maglia bianca. Il canestro alla fine è stato da Fiore. Prova dalla distanza, eccolo, palla rubata qui da Monticelli, lavorato al Veneto, è stoppata di Fiore. Momento di grande, direi, frullatore per entrambe le squadre, che ora chiamano ancora una volta time out e ancora una volta ci fermiamo. Rosicchia qualche punto il Veneto, siamo sul più 15 per la Toscana in questa finale del Memorial Giustino Altobelli. Veneto a cui Giustino Altobelli era legato tantissimo, in quanto per 18 anni credo ha allenato proprio in Veneto a Schio, era assistant coach di vari allenatori, in primis di Santino Coppa, appunto col Famina Schio, a uno femminile, ha vinto 9 scudetti proprio in Veneto. Qua grande azione della fantastica Toscana con Bargilli che va a segno, però comunque il Veneto non si arrende. Busa, la palla, scusate, non Rizzato, Namasco penetra, tiro in lungo, rimbalzo di Fiore che tra 3 avversari si prende pure il fallo e andrà a tirare la lunetta. Ottimo momento per Davide Fiore che ha fatto 3-4 cose molto belle, veramente egregie. Entra Brian Bargellini per la Toscana. e 47 alla fine del secondo quarto di questa finale, con la Toscana che sta vincendo con un buon scarto sui veneti. Corto il primo tiro di Fiore, l'ho lodato troppo prima e chiaramente ogni volta che viene lodato un giocatore succede qualcosa che macchia un po' le sue statistiche. Non buono il secondo, 0 su 2 per lui, rimbalzo per Bigi. Colò, da palla Savioli, Bigi. Azione per Bigi che scarica poi su Colò, il tiro è corto, rimbalzo di Bigi, palla per Savioli
tira, subisce il fallo, andrà a tirare Nicolò Savioli, finora per lui 7 punti con 2 su 3 da 2. E 1 su 3 da 3. Poi inizierà anche a tirare i liberi. Vi dico che il migliore col plus minus per Toscana è Edoardo Colò, più 14, con votazione di 6 punti. Ma con lui in campo la Toscana sta volando. Continua a aumentare il vantaggio. Rimbalzo, mi pare di Fiore. No, sai, Fiore adesso qua, dall'altra parte del campo, penetrazione per il Veneto, tiro totalmente scombussolato di Busa. Alla fine in qualche modo la sbroglia il Veneto e torna a farsi sotto. 33-49 il punteggio, sempre Toscana avanti. Tiro corto per Colò, palla rubata con grande perizia da Savioli, astutissimo. La serie di Bigi cammina sulla linea del fondo campo, serve ancora Colò e alla fine è canestro per la Toscana. Veneto che con Caldieraro prova a portarsi avanti, niente da fare, rimbalzo e ancora un tentativo da 3 per il Veneto che va a infrangersi sul tabellone, subisce fallo. Namasco andrà a tirare, il gigante che porta il nome Denis Di Marconato, che è il dirigente appunto del Veneto, in panchina. Sbaglia il libero Namasco, certo sbagliando tutti questi liberi difficilmente il Veneto potrà recuperare. Al momento è al 50% di squadra, 12 su 24, adesso ancora di meno perché era questo il 25esimo libero segnato. Non che la Toscana tanto meglio perché ha fatto finora 5 su 13 ai liberi e dunque male dal punto di vista della linea della carità. Sta finendo il secondo quarto. Sta finendo con Bigi da Toscana che serve Savioli, prova a tirare malissimo Savioli con la stoppata di Caldieraro, tiro dalla difesa del Veneto che è velleitario al massimo. Punteggio di 33 Veneto, 51 Toscana. Ci fermiamo per l'intervallo lungo, a dopo.
Torniamo in diretta dalla Palacus di Catania per questa finale del Memorial Altobelli tra Veneto e Toscana. Il punteggio al momento è nettamente in favore della Toscana di 34-51. Questo più 16, anzi si è un po' ridotto negli ultimi minuti del secondo quarto, dopo che la Toscana è arrivata praticamente sul più 20. Adesso vi dico esattamente, grazie alle statistiche di FIPStats. Il massimo vantaggio è stato 18 punti per la Toscana e 0 per il Veneto. Abbiamo ripreso, Caldieraro si gira in mezzo all'area, c'ha Osticcioli addosso, ancora una volta la palla si va a incastrare tra ferro e tabellone e ancora una volta la Freccia dovrà dirci di chi è la sfera, ed è della Toscana. Bigi, il migliore in campo per i ragazzi in maglia rossa, un po' costruttore e finalizzatore delle azioni dei ragazzi di coach Alessandro Manetti. Palla persa da Osticcioli, recuperata dal Veneto, che prova a ripartire tra Caldieraro, adesso Pantano se non erro. Palla che però è nel traffico, è decisamente nel traffico, nella spazzatura. Poverini ragazzi dei 24 secondi, perché non è affatto facile capire di chi è il pallone in questi casi, se qualcuno palleggia, se qualcuno lo tocca a due mani. Viene a farmi compagnia Tolga Shine, arbitro di Serie A. Prova la Toscana a tirare, va a segnare da due, attenzione da due il tiro di Nicolò Savioli. 10 punti per lui, doppia cifra, primo ad andare in doppia cifra per i toscani. Pantano scarica sull'esterno, riceve palla Namasco che va a segnare, terzo tempo. Riparte la Toscana, Savioli dà un bruttissimo pallone a Gigli, palla fuori e rimessa per il Veneto. Bohem litiga col pallone ma lo salva in qualche modo, deve portare palla, lui che è un lungo gli viene difficile, infatti gli viene rubata tranquillamente da Bargilli, che poi va a segnare tutto in solitaria. Palla persa e canestro subito per il Veneto, sanguinosa in questo caso. Gigli marca molto stretto Namasco, anche lui lungo, che però dà un assist da playmaker a Caldieraro, sbaglia il tiro Caldieraro, rimedia in qualche modo Namasco. Gigli per la Toscana penetra, subisce la manata a 5 dita aperte di Namasco, fallo commesso e rimessa laterale per la Toscana. Penetrazione per Savioli, Bargilli, Savioli ancora, tocca palla a Namasco e costringe Savioli a un'altra rimessa laterale con 5 secondi a giocare sul cronometro 24. Appena 5 secondi per la Toscana. Bargilli prende palla, penetra tra due avversari, non riesce però a concretizzare questa azione di attacco, ruba palla a Caldieraro che voleva il fallo, non c'è fallo, tabellone aiuta Gigli. Altri 2 punti per la Toscana, si lamenta il Veneto che chiedeva un fallo. Namasco, canestro buono, rimediano i ragazzi seguiti da Dennis Marconato. Rimessa dal fondo per la squadra d'attacco, per la Toscana, che avrà 14 secondi. C'è qualcosa che non va al cronometro, pensavo, tutto ok.
40-57 il punteggio in favore della Toscana. Gran movimento e gran canestro di Edoardo Bargilli, che continua a dare un'ottima impressione in campo. C'è una stoppata da dietro con palla persa. Pantano chiedeva un fallo perché dice di essere stato spinto da un avversario, ma gli arbitri sono di diverso avviso, soprattutto Lanfranco Rubera, che è sotto canestro. Arbitro guida dell'azione. Matteo Bigi si incarica di portare palla. Aspetta il movimento dei compagni, nessuno si fa vedere, alla fine Savioli deve ricevere il pallone. Osticcioli resiste al contrasto di Caldieraro, che si lamenta in maniera molto veemente con gli arbitri. C'è qualcosa che non va al cronometro, credo, di nuovo. Coach Manetti chiedeva se tutto va bene al tavolo, ma pare di sì. Riprende la Toscana con Gigli, deve tirare da lontanissimo. Savioli, alla fine il rimbalzo è di Osticcioli perché il tiro era veramente troppo ambizioso. Ancora un errore al tiro per la Toscana, rimessa dal fondo per i ragazzi in maglia rossa, 14 secondi per loro. Alle soglie del più 20 la squadra di Coach Manetti deve trovare il canestro. Osticcioli esita un secondo, va a tirare, subisce il fallo di Caldieraro, che continua a lamentarsi. Già è la terza azione di fila che esprime le sue rimostranze nei confronti degli arbitri. C'è cambio, esce per il Veneto il numero 15 Davide Fiore, al suo posto entra Rizzato, se non erro, sì. Finora il giocatore meno impiegato dai coach veneti. Tiro corto il primo di Osticcioli. Non vogliono scavallare i 20 punti di vantaggio i ragazzi in maglia rossa. Vengono sempre lì. Buono il secondo. Adesso sì che siamo sui 20 tondi. 40-60. Penetrazione per il Veneto. Grande momento per Foltran, scusate, no. Sì, per Busa. Osticcioli apre dall'altra parte per Gigli, che subisce il fallo di Caldieraro. Voleva stoppata, ancora una volta lamentela da parte di Caldieraro, che secondo me rischia a breve anche un tecnico. È il secondo fallo per lui. Due tiri per Nicolò Gigli, 9 punti finora con 7 di valutazione. Buono il primo. Gigli segna anche il secondo. Palla ancora per il Veneto. Si incarica Rizzato della rimessa. Penetrazione per Busa. Tiro è buono. Va a segno. Riparte il Veneto dopo vari minuti senza segnare. Osticcioli prova il lob per Bargilli, che serve Gigli. Ancora sul perimetro Savioli e Bigi. Ancora Osticcioli da 3, va a segnare Osticcioli. Momento di dominio assoluto per la Toscana. Pure fallo in attacco commesso
da Namasco. Io direi che il time out sarebbe necessario per il Veneto più che per la questione tecnica, per la questione mentale. I ragazzi sono molto nervosi. Tra palloni che non entrano e falli. Qui abbiamo il numero 94 per la Toscana, Nicolò Savioli, che è infortunato. Si tocca il ginocchio, sentite già membri dello staff in campo, quindi dovrà essere sostituito scusate, a breve. Ghiaccio sul ginocchio per Savioli, ribadisco 10 punti per lui, con 3 su 4 da 2, 1 su 3 da 3, 3 assist e pertanto 6 di valutazione con un più 15 plus minus. Applausi per Savioli che esce abbracciato dai compagni. Ripartiamo con la Toscana che ha un bel vantaggio di 23 punti sul Veneto. Deve cercare di mantenerlo con Stefanini, Osticioli, c'è ancora un fallo di questa volta di Caldieraro. Questa volta non si lamenta, momento probabilmente che è servito a tutti per calmarsi un secondo. Due tiri per Osticioli e coach Manetti che fa ancora il custode del campo e pulisce il parquet. Perché no, un po' per le lunghe, siamo a circa 5 minuti alla fine del terzo quarto di questa finale tra Veneto e Toscana, più 13, cioè più 23 il divario in favore dei toscani, che si confermano squadra che segna tantissimissimo. Ieri 111 punti, oggi già 65 in 25 minuti. Buono di Osticioli. Sospensione, ci fermiamo qualche secondo. Veneto che ha fatto un time out e mezzo praticamente molto lungo, devono recuperare un bel po' di punti i ragazzi in maglia bianca e dunque i coach stanno provando a fare di tutto per cambiare questa tendenza. Oggi è stato presente anche il presidente del CONI Sicilia a questo memorial. Palla che la Toscana perde malamente, recuperata dal Veneto. Duscio prova a tirare, tiro è corto, rimbalzo per
Colò, Osticcioli, Colò va a tirare e segnare in terzo tempo, grande azione con la Toscana che insegue il più 25 praticamente di margine. Gli manca appena un punto no, scusate, siamo già a 67, quindi forse l'app è un po' indietro. C'è qualcosa che non va al tavolo, infatti mi sembrava strano che... il punteggio non cambia. Ok, come dicevo prima, mi mancava solo un punto al più 25 ed è così. Anche c'è qualcosa che non va ai 14, sono stati ai 24, sono stati portati a 18. Bene, riprendiamo a giocare con il Veneto. Meneguz prova a servire Rizzato che non riesce a agganciare il pallone, palla per la Toscana. C'è una danza di Giglio, riesce a far avere palla a Stefanini. Ancora un problema al cronometro. La partita si allunga ancora. Ah no, non sono intesi fra di loro gli arbitri, non hanno capito che il tempo è stato fermato apposta. Gigli. C'è cambio alla prossima per la Toscana. Osticcioli sfida Duscio. Osticcioli lo supera e va a appoggiare al canestro. Grandissima azione di Osticcioli, veramente un bel movimento, ne ha battuti ben due per poi andare con la destra da destra e appoggiare al vetro. Deve girarsi il Veneto, ma Toscana oggi sta volando. Errore al tiro per la Toscana. Già dall'altra parte Busa. Il tiro è un airball clamoroso per Foltran, credo. No, scusate, per Pantano. Fallo anche di Pantano dopo questo airball. Andrà a tirare i due liberi Edoardo Colò, che ha chiesto anche il tecnico per le proteste dei giocatori veneti, ma alla fine non è così. Cambi, rientra Pietro Ceraggioli e anche Matteo Monnetti per la Toscana. Coach Manetti riesce a mischiare le carte abbastanza facilmente, anche perché il margine consente di vivere in tranquillità questi ultimi 13 minuti di gara. Tiro lungo, inizia a fare ma rimbalzo di Monnetti che adesso ha 10 secondi per concludere l'azione d'attacco. Ceraggioli, tiro corto, rimbalzo di Duscio che apre per Busa, ne ha due davanti, ci prova lo stesso, sbaglia il tiro, era prevedibile, troppa pressione su di lui. Qua errore di Ceraggioli e Duscio adesso tutto solo va a appoggiare a canestro. 2 punti per questo Veneto che sta provando a risalire. Stefanini guarda Bargelini Iu che commette infrazione di passi, sarà rimessa per il Veneto.
Meneguz gli rubano la palla in due, ovvero Stefanini e Ceraggioli. Ceraggioli resiste anche al ritorno di Meneguz, serve Bargelini Iu che stavolta non commette passi, anzi si ferma in maniera perfetta. Palla che rimane rossa dopo la penetrazione di Colò. Meneguz è stato l'ultimo a toccarla. 11 secondi per i toscani per concludere questa azione. Bargelini Iu dà il pallone, regala il pallone a Busa che dà a Meneguz, ma ancora una volta palla rubata di Ceraggioli, ancora una volta gran difesa della Toscana che oggi sta dominando questo punto di vista. Schiacciata di Ceraggioli per Bargelini Iu che preferisce rifugiarsi ancora sull'esterno con Monnetti, fa saltare l'avversario, il tiro è a canestro stavolta. Più 31 il divario delle due squadre, ancora una rubata della Toscana che sta dominando in difesa più che in attacco. Reazione di Ceraggioli, gli ruba il pallone Meneguz che però non riesce a tenerlo in campo. Sarà rimessa al fondo per la Toscana. Cambio, entra in campo Parigi Bini per la Toscana, mentre Foltran è l'innesto che decidono i coach veneti. Stefanini in penetrazione subisce il fallo di Meneguz. Ottimo il movimento di Stefanini che adesso avrà 2 tiri liberi a sua disposizione per continuare a aumentare il vantaggio. Niente da fare per la Toscana con Stefanini che sbaglia il libero. Ora dall'altra parte i veneti, Meneguz per Bohem. Ancora Meneguz. Si gira più volte e va a segnare con la palla che si arrampica nel canestro. Bravissimo, il suo movimento è stato decisivo per poter arrivare al canestro. Bargelini Iu per Ceraggioli che va a segnare, ne aveva 4 mani addosso e lui comunque è riuscito a trovare il fondo della retina. Duscio dalla media, non buono il suo tiro, rimbalza ancora i Ceraggioli. Ultimo tocco di Foltran. Sta finendo intanto il terzo quarto con un divario che è di 29 punti in questo momento. Ottima iniziativa del Veneto che sulle spalle di Meneguz, Poulier e Piccoli riesce ad andare a canestro di nuovo. E avrà anche la possibilità Piccoli di tirare il suo libero supplementare. Buon libero di questo end one. Ci crede il Veneto, ci crede per recuperare. Probabilmente non vincerà questo Memorial, ma sicuramente potrà rientrare in uno scarto molto meno pesante. Palla a fondo campo, ci sono pochissimi secondi, credo 8 da giocare, con una discrepanza di 2 con il cronometro 24, quindi 6 per chiudere l'azione, 8 da giocare nel quarto. Ricordiamo il terzo. Bargelini Iu per Monnetti. Subisce il fallo, la stoppata di Foltran, nessun fallo. C'è un fischio arbitrale per ritorno della palla in zona di difesa.
Non ho ben capito come ci sia arrivato questo fischio, ma sono sicuro che gli arbitri di Serie B nazionale, come lo sono Rubera, Puglisi e Parisi, abbiano visto perfettamente. Tentativo da 3, non buono di Duscio. Chiudiamo qua il terzo quarto, ci vediamo fra qualche secondo. Riprendiamo con l'ultimo quarto della finale del Memorial Giustino Altobelli, partita tra il Veneto e la Toscana, sì, con il Veneto in netto svantaggio nei confronti della Toscana. Ora qui Namasco riesce a recuperare questi 2 tiri liberi che serviranno sicuramente per cercare di ritagliare qualche punto di svantaggio ai veneti. Niente da fare. 0 su 2 per Namasco. Però rimbalzo dalle mani dei ragazzi del Veneto, ancora un'altra possibilità per tirare, ci prova Caldieraro, il tiro va sul ferro, ancora una possibilità, siamo al quarto tentativo di tiro consecutivo, palla persa praticamente, no, non è persa, l'arbitro Parisi dice che si è recuperata perché l'ultimo a toccare è stato Stefanini. Intanto mi ha mollato Fipstats e non riesco a vedere le statistiche, ok. E dunque ancora 9 secondi per l'azione d'attacco del Veneto. Palla buttata da Namasco, fice dalle mani di Samuele Politi a bordo campo. Intanto qualcosa il Veneto l'ha rosicchiato perché siamo sotto di 26 punti. Prima si è arrivati al trentello di divario, che direi a 29 punti di divario, scusate. E dunque qualcosa di meglio per il Veneto. Adesso ancora Toscana in attacco, palla a 2 tra Parigi Bini e Namasco.
che in questo momento è un po' l'uomo ovunque, sta facendo un po' di tutto per la formazione veneta. Stefanini, errore banale di Ceraggioli che tocca la linea laterale, dunque perde palla. La Toscana adesso toccherà al Veneto riprendersi con Caldieraro, prova a spingere, Ceraggioli rimane su di lui, non si fa superare, rimane ancora in difesa, gran difesa di Ceraggioli, ma ottimo Caldieraro che riesce ancora una volta a rosicchiare qualche altro punto, più 14, cioè più 24 per la Toscana. Monnetti va a tirare, subisce il fallo di Foltran, avrà 2 liberi a disposizione quasi sicuramente. Confermo, l'indicazione dell'arbitro Andrea Parisi è indubbia. Andrea Parisi, primo arbitro che torna in Serie B a Catania dopo una quindicina d'anni, e ora sono ben 3 i catanesi in Serie B nazionale, ovvero Parisi, Puglisi e De Giorgio. Puglisi è l'esordiente di quest'anno. Una scuola arbitrale che negli ultimi anni ha dato i suoi frutti e ha perso anche tanti bravi arbitri che sono di poi al nord per lavoro, anche se poi hanno successo in altre maniere. Pensiamo a Fabio Fichera che adesso è responsabile formatore della B interregionale per l'Emilia Romagna. Namasco porta palla, fa anche il playmaker, ripeto, uomo ovunque in questo per il Veneto, va a tirare in maniera molto strana ma molto efficace, ancora 2 punti per il Veneto che sta decisamente recuperando. We've got a game, potremmo dire, perché il Veneto era scivolato fino a meno 29, adesso invece rivede la luce con qualche azione sbagliata da parte della Toscana e qualche azione azzeccata invece da parte dei componenti della regione di Verona, Venezia, Treviso, di piazze storiche del basket. Caldieraro da palla Bohem, serve piccolo, niente da fare, il tiro però torna tra le mani sempre di Piccoli, scusate. E ancora una volta, per la terza volta, dalle mani di Piccoli, prova la tripla Foltran che va a segnare. Un momento di grande carica e verve per la formazione veneta che è ritornata in partita. Osticioli non riesce a tirare, grandi fasi di Caldieraro che stoppa Osticioli. Caldieraro perde palla, sempre un po' da Osticioli che va a segnare. Caldieraro si lamenta ancora, voleva la chiamata arbitrale, niente da fare, ma che grinta il Veneto in questo momento, in questa fase della gara. Subisce il fallo Namasco, adesso non è buono, ma il fallo è stato commesso da Monticelli Levorato. Cambio, rientra Gigli, si siede Monnetti, scusate. Tavolo dice agli arbitri di fermarsi un secondo perché si deve pulire il parquet. Informo che c'è Porta ancora sconsolato senza scarpa, il playmaker del Veneto si è fatto male alla caviglia, dunque ancora fermo per quell'intoppo della sua gara. Così come è entrato ancora Savioli. Anche lui infortunato sì per la Toscana però. Monticelli va a segnare, gran tiro, mezzo reverse, fallo di Osticioli su Caldieraro, non mollano un centimetro nessuna delle due squadre.
Caldiraro porta palla, fa da play per i veneti. Piccoli, si gira Namasco, cade a terra. Saranno 2 tiri per il fallo che l'arbitro Parisi assegna a Bargilli. Era un po' in tandem con Parigi Bini, entrambi hanno bloccato l'attacco, irregolarmente l'attacco dei veneti. Ancora problemi ai liberi, ma rimbalzo per il Veneto con Piccoli. Il rimbalzo l'aveva catturato Fiore. Ancora azione d'attacco per la Toscana con Osticioli che si incarica, con Gigli che si incarica della rimessa a fondo campo. Palla rubata da Fiore che serve Namasco, passi abbastanza evidenti di partenza, non aveva messo palla a terra e così conferma anche il coach del Veneto. Gigli serve Monticelli e 2 punti di Parigi Bini che riceve questo assist dal mezzangolo e va a segnare. Dopo una fiammata del Veneto inizio quarto, ormai la partita è di nuovo tra le mani della Toscana in maniera piuttosto tranquilla. Tiro, errore, ancora rimbalzo di Parigi Bini, poi Bargilli. Ancora palla sul periodo per Gigli che va a segnare la tripla. Nicolò Gigli, 14 punti per lui. A 2 punti il miglior marcatore che è Osticioli. Foltran ottimo l'azione di Foltran per Namasco. Si aspettava di nuovo la palla Foltran, ma alla fine Namasco si è messo in proprio e ha fatto una bella tripla. Monticelli voleva fare un assist per Gigli, niente da fare, ci pensa Foltran, recupera il pallone. Namasco già dall'altra parte, niente da fare. Osticioli apre per Baggioli che subisce fallo. È Bargilli, non Baggioli. Per Bargilli. Ha fatto un mix di nomi. Rientra Bigi, rientra anche Savioli dopo l'infortunio al ginocchio. Comunque bene per la Toscana che ritrova il suo cecchino dell'inizio della gara. Cecchino comunque un'ottima prestazione la sua. Fin quando era in campo. Bargilli sbaglia il libero. Lungo il secondo, rimbalzo per i bianchi, per il Veneto. Qui subisce fallo il Veneto e si va a tirare. Subì il fallo è stato Leonardo Busa. Che ai liberi ha il 50%. Dimostra ancora di avere qualcosina da migliorare da questo punto di vista. Ma tutta la squadra con 14 su 31 è abbastanza indietro. 0 su 2, rimbalzo poi di Fiore, niente da fare, altro rimbalzo, sempre di Busa che finalmente si sblocca, va a segnare e il Veneto torna avanti, non nel punteggio ma torna avanti nel suo tabellino. Bigi dà palla a Gigli ma l'ultimo tocco è di Pantano, sarà rimessa dal fondo per
Per i toscani avevo capito, invece no, è per i veneti, ho capito male io. C'è Fiore che dà palla a Pantano. 10 contro 10, Pantano contro Gigli, si deve rifugiare il compagno, sempre in Fiore. Palla per Caldieraro che va a segnare di tabella, 2 punti per lui. Bargilli, Salvioli, scusate, perde palla ancora Gigli, niente da fare, non si intende con Monticelli che voleva servire sull'esterno ma era troppo basso. Ancora cambi, rientra Lorenzo Duscio. Pantano, Gigli su di lui, Fiore, sta in movimento di un compagno, prova il lob, gli riesce quasi, poi in realtà no perché Rizzato non aggancia il pallone. Monticelli stoppato, ma era violenta da, credo Rizzato ancora, no, da Fiore. Fallo commesso dalla Toscana sul taccuino dei cattivi Nicolò Savioli. Rientra Bargellini Iu, gli lascia spazio Monticelli. Poi la metto su YouTube. Sì, è ancora su YouTube. Tutto su YouTube. Tutto quanto. Scusate, ero collocato con coach Drigo che chiaramente queste dirette, a parte spero che serviranno a Datome e Trainotti del settore squadre nazionali che hanno fatto richieste particolari, ma servono anche al lavoro in regione. Dunque si lavora per salvarle e per ovviare agli algoritmi di Facebook, alle decisioni di cancellare i video più vecchi di 30 giorni su Facebook che sicuramente hanno cancellato una memoria storica enorme. Speriamo che le società abbiano conservato i vari file e che non siano persi strada facendo, cosa che dubito, ma vabbè. Riparte il Veneto da 3, ci prova in qualche maniera Rizzato, sbaglia, rimbalzo per Pantano che va poi a segnare. Grande gioco in velocità tra giocatori della Toscana che veramente stanno dimostrando anche grande affinamento fra di loro. Colò in quel caso ha dato la scossa ai suoi. 2 punti per il Veneto con Busa, punteggio di 69 a 88. Tiro corto, Veneto che esce sotto i 20 di svantaggio. Fallo in attacco del Veneto, però se lo prende Bargellini Iu. È stato commesso il fallo da Busa su quarto personale. Toscana spinge, uno scivolone per Ceragioli, rimbalzo che non viene catturato da Savioli.
Si rimette adesso la palla da fondo campo. Rientra Monticelli per la Toscana. Cambi anche per la panchina del Veneto. È entrato Lorenzo Duscio, beniamino di casa, questo parcheggio tante volte dall'avversario. Lui è cresciuto col Gravina e papà è stato giocatore di 1000 squadre qua in provincia. Rizzato sbaglia il tiro, rimbalzo di Duscio, va a segnare proprio lui. Ultimi 2 minuti della gara, inciampa, incespicano sul pallone i giocatori. Qua secondo me c'era anche Vassi in mezzo alle varie cose. Bargelini Iu va a tirare, tiro lungo, rimbalzo di Bohem che dà palla a Rizzato, sarà rimessa da fondo campo. Tocco dei giocatori toscani. Toscana in possesso di palla. Monnetti perde palla, poi Monticelli no, riesce a recuperarla in qualche maniera. Monnetti butta il pallone sui piedi di Bohem, anche per uscire da una situazione un po' complessa, un po' di confusione. Appena 17 punti separano le due squadre. Il massimo vantaggio è stato più 30, adesso il Veneto è riuscito a rosicchiare qualcosa con una tenuta offensiva decisamente più armoniosa rispetto all'inizio. Ancora una palla rubata, Rizzato per Bohem che serve Duscio, penetra Duscio e va a segnare. Gran canestro di Lorenzino Duscio. Ancora un altro po' di punti rosicchiati per il Veneto. Va anche a toccare palla sulla rimessa, mini possesso e dunque nulla di fatto per il Veneto, però sarà rimessa dal fondo per la Toscana. La palla alla fine dentro gli spogliatoi. Monnetti, il playmaker, ha davanti a sé Meneguz. Veneto seguito ottimamente dall'RTT Salvato, che salutiamo, che ora è in Emilia Romagna per l'altro torneo interregionale. Palla a 2. Più 15 il vantaggio per la Toscana, che in questo quarto ha subito un parziale da 24-13. Vedo decisamente più in partita ora che all'inizio della gara. Palla persa, c'era Gioli tra 3 avversari, poi passa il pallone a Colò che dà Monnetti. Palla persa, recupera ancora da Bohem, tutto solo, si invola a canestro, recupera Bargelini Iu, sbaglia e all'appoggio Bohem. Monnetti, fallo di Meneguz su Monnetti. Terzo fallo per Meneguz. Ormai ultima azione per la squadra toscana di questo Memorial Giustino Altobelli, che la Toscana si avvia a vincere. Medaglia d'oro Toscana, medaglia d'argento per il Veneto, medaglia di bronzo per la Sicilia e quarto posto per Malta. A breve c'erano anche le premiazioni, non ci mollate, seguite anche le premiazioni in diretta. Tiri ancora sbagliati per la Toscana e fine della gara. Punteggio finale 73-88 Veneto-Toscana. Le statistiche sono tutte su FIPStats Memorial Altobelli. Da Roberto Quartaroni, da questo lato del campo è tutto. Adesso andrò a bordo campo per la premiazione finale. Grazie sempre a Filippo Ciavorella in regia.
A breve inizierà la premiazione del primo Memorial Giustino Altobelli, sono qui con Rosaria, la moglie di Giustino. Intanto grazie di essere presente. Grazie a voi, sono veramente fiera di questa organizzazione, quindi devo ringraziare la FIP Sicilia, il presidente Cristina Correnti e sicuramente tutti coloro che hanno collaborato ad organizzare questo torneo internazionale in memoria di mio marito, di Giustino, che sarebbe sicuramente felice di vedere tanti giovani sul campi di basket che si divertono e che hanno la passione della pallacanestro, e auguro a loro un avvenire e che continuino a giocare, a divertirsi ed amare questo sport come ha fatto fino alla fine Giustino Altobelli. Anche perché Giustino è stato allenatore, a parte delle nazioni giovanili, di tantissimi settori giovanili, delle società più importanti d'Italia, settore Il femminile. direttore tecnico del settore giovanile della Famila Schio, dell'Accademia di Sopron e si è occupato sempre dei giovani, perché è dai giovani che si inizia tutto, scusate. Benissimo. Grazie mille a Rosario. Grazie a voi. Adesso andiamo a vedere come verranno organizzate queste premiazioni, ci sarà chiaramente spazio per tutti, è stata preparata una maglietta commemorativa dell'evento, appunto Coach Giustino Altobelli Memorial Catania 13 settembre 14 settembre 2025. È importante questo tipo di eventi anche perché rimarrà qualcosa di tangibile ai ragazzi che potranno ricordarsi per sempre di questa giornata. Io sentirei anche Dario Provenzani, che è consigliere regionale della FIP Sicilia, che è responsabile del CTF, Centro Tecnico Federale. Come hai visto questi 2 giorni e soprattutto i ragazzi della Sicilia? Allora, intanto 2 giorni bellissimi, splendidi, organizzati molto bene, soprattutto dal nostro consigliere regionale di Sant'Angelo. È un torneo che in Sicilia mancava da tantissimi anni e quindi questo speriamo, anzi siamo certi che sarà il primo di una lunga serie. Per quanto riguarda la Sicilia, bene, noi abbiamo visionato tantissimi ragazzi, quasi tutti i migliori del 2011 e questa in questo momento è la migliore rappresentativa che potevamo portare. I ragazzi con grandissimi margini di miglioramento e futuribilità. Diceva anzi l'RTT Drigo che proprio l'annata 2011 è molto buona dal punto di vista fisico, anzi abbiamo perso dei ragazzi che sono lì al nord. Ma sì, abbiamo 3 ragazzi siciliani del 2011 che sono andati al nord, altri 2 siciliani che sono infortunati e non hanno potuto partecipare, mentre ai tornei precedenti sempre. E penso che stiamo lavorando e soprattutto stiamo dando un input giusto e programmatico alle società che lavorano con i giovani siciliani per poter avere sempre di più e quantomeno cercare di fare un prodotto che sia più consono alle aspettative e al lavoro che facciamo in Sicilia. Esatto, quest'anno entrano anche i 2013 nell'ambito del lavoro del CTF, quindi poco a poco si continua a scendere nelle varie Sì, navi. perfetto. Diciamo che noi già per quanto riguarda i più grandicelli, per modo di dire, 2012, ci eravamo dati da fare già anche se non era in progetto come FIP CTF nazionale l'anno scorso, li abbiamo visionati alcuni e quest'anno oltre a questo quello che noi in maniera pilota abbiamo fatto con il 2012 in tutta Italia si farà con il 2013. Il lavoro è sempre quello, cercare, e quest'anno lo faremo in maniera più scrupolosa, di fare moltissimi raduni, cercare di vedere quasi tutti, se non tutti, i ragazzini interessati delle varie annate e poi cercare di dargli una prospettiva, se non proprio una prospettiva, ma una speranza di futuro migliore a livello cestistico, che è la cosa più importante. Si devono divertire, tutti devono pensare di diventare
dei campioncini, dei ragazzi che si possono divertire anche nelle categorie superiori, e quindi un sogno non si leva a nessuno, anzi bisogna incrementare i sogni e le aspettative dei ragazzi. Esatto, grazie mille a Dario Provenzani, consigliere regionale. Grazie per te. Ora andiamo a vedere, perché sta per iniziare appunto la premiazione vera e propria. I ragazzi della nazionale, no scusate, già viene premiata la Toscana. Si parte dall'inizio, ora vediamo un attimino come verranno organizzati. Ah, li stanno mettendo come nel mini basket, in fila verso la tribuna, in modo tale da poterli accogliere e premiare. Ricordiamo la classifica finale: Toscana primo posto, Veneto secondo posto, terzo posto per la Sicilia, quarto posto per la nazionale maltese. Viene data una medaglia ai partecipanti, ci sarà la coppa per la selezione regionale vincitrice. Toscana porterà al presidente Faraoni appunto questa coppa. Io vi direi, visto che si tarda ancora qualche secondo, di far parlare qualcun altro. Il consigliere regionale Davide Sant'Angelo, che è stato appunto in prima fila per l'organizzazione di questo evento. Siamo stati in prima fila, Tu tutti in quanti. primis, tu in primis. Com'è andata? No, è andata benissimo e stavamo proprio raccogliendo pareri favorevoli da parte di tutte le selezioni che hanno dato la disponibilità di essere qui con noi, e tutti entusiasti, felicissimi, perché comunque la nostra terra merita sempre una visita da parte di tutti e poi viene sempre apprezzata. È accogliente e poi ancora si sta bene come estate, diciamo nel nord. Non so se già piove. vogliono andarsene, proprio questo mi diceva, al nord piove e quindi ne prendiamo atto. Qualcuno perderà l'aereo oggi, rimarrà qua. Sì, sicuramente, perché mi diceva che devono fare dei giri, ma secondo me sono un po' strettini coi tempi. A livello di tecnica cosa hai visto in campo oggi? Sicuramente a noi fa bene confrontarci, sia ieri che oggi il confronto è sempre importante, mettere nelle condizioni i nostri ragazzi di potersi confrontare con tante realtà, più realtà magari anche molto più avanti o semplicemente più avanti di noi, fa capire che magari l'asticella si può alzare, si deve alzare. Da parte nostra l'impegno a far sì che questa asticella si possa alzare in modo tale da ridurre sempre di più negli anni questo gap. Sicuramente Veneto e Toscana al momento sono più avanti di noi, Ma neanche così tanto, perché No, qui abbiamo no, perso i 14 contro il sì, Veneto. sì, però sicuramente stiamo lavorando bene, è da qualche anno che si investe molto bene su questi gruppi giovanili, il presidente e noi come comitato e tutto l'indotto che c'è all'interno della federazione tiene molto ai raduni, alle accademie, ai vari gruppi giovani, e quindi sicuramente si farà sempre meglio. Queste per noi sono anche esperienze, mi dicevano se potevano invitarci, noi sicuramente accetteremo l'invito. Roberto, tieniti pronto. Bene, si parte. Va bene, quindi ora facciamo la premiazione. Grazie mille a Davide Grazie, Sant'Angelo, Rob. consigliere regionale. Sì, do il microfono. Sì, Dario Provenzani. Allora, iniziamo con la premiazione per i nostri amici a casa, perché non c'è un microfono ambientale purtroppo. Dario Provenzani inizierà a dare i gagliardetti della FIP Sicilia alle varie rappresentative. Io mi metto indietro. Perfetto. Gagliardetti che puoi dare appunto i capitani. Ok. Si inizia con facciamo le foto dall'altra parte, le foto. Si inizia con la targa per la famiglia Altobelli. Abbiamo visto appunto Rosaria, la moglie di Giustino Altobelli, e anche la sorella, credo, Domenica Altobelli, che è venuta apposta. Federico Tiro farà le fotografie.
Dunque la Presidente Cristina Correnti ha premiato, ha dato questa targa ricordo per il primo Memorial Giustino Altobelli. Ricordiamo che il Memorial è stato organizzato in memoria del coach scomparso recentemente. Okay. Ora verrà dato il gagliardetto ai dirigenti delle formazioni. Ricevono il gagliardetto i dirigente del team manager della Nazionale Maltese, il dirigente della selezione del Veneto e della selezione della Toscana. Prende il gagliardetto anche il capitano della selezione siciliana Willy Salagubang. Premia Dario Provenzani, consigliere regionale. Uno era tuo, il gagliardetto. Sì, scusa perché ho visto che c'era. Ok, partiamo con il quarto classificato. Sì, Alessandro, ti prende il gagliardetto. Prize for you? Medal? If you want it. The whole team? Yes. Partiamo col quarto classificato, Malta National Team, che è chiaramente quarto. Riceverà una medaglia particolare, perché la Sicilia fa le medaglie con il simbolino della Sicilia, con la trinacria, oppure con il perimetro dell'isola. Sono fatte apposta per la Sicilia. Sì, siamo in diretta. Coach Manetti qua accanto a me. Assisto anch'io alla premiazione con il boss della televisione siciliana. Addirittura. Complimenti per la vittoria, hai fatto una Grazie. partita veramente intensa da tutti i Grazie punti mille. di vista. La premiazione del consigliere federale Fausto Chirizzi, la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti. Foto di rito per Malta. A terra. Niente foto di rito. Sono già messi a terra. C'è la foto. Davide. Vabbè. Nazionale maltese che a fine quarta. Applausi per Malta che ha chiuso quarta al Memorial Giustino Altobelli. Adesso si va al terzo posto per la selezione siciliana, medaglie per tutti, anche per i ragazzi in maglia blu, guidati dall'RTT Ivan Drigo e da coach Monastero. Dopo il terzo posto al torneo del Mediterraneo l'anno scorso, la Sicilia
a un'altra medaglia di bronzo con il Memorial Altobelli. Adesso vedremo, perché hanno parlato di altri inviti per altri tornei tra regioni. Applausi per la Sicilia e foto di rito per la Sicilia. Foto di rito, foto. Venite anche voi? Certo, per la Sicilia venite anche voi. Anche la famiglia Altobelli si deve unire alla foto, secondo me. Certo. Ancora? Passiamo ora alla premiazione della seconda classificata, ovvero il Veneto. La selezione veneta che ha perso per 88-73 contro la Toscana. Veneto, che ricordavamo, significa molto per Giustino Altobelli, visto che per tanti anni ha allenato a Schio e quindi è una regione che lui conosceva molto bene. E anche Marcotto prende la sua medaglia dopo le Olimpiadi, prende anche il Memorial Altobelli, non male. 2 argenti non male, devo dire. Ancora foto di rito per la squadra seconda classificata. E ora la squadra vincitrice del Memorial Altobelli, la Toscana. Un grande applauso per i ragazzi della Toscana. Ovvero Brian Bargellini Iu, Gregorio Parigi Bini, Edoardo Colò, Niccolò Gigli, Niccolò Savioli, Pietro Monticelli Levorato, Pietro Ceragioli, Matteo Bigi, Niccolò Sticioli, Matteo Monnetti, Edoardo Bargilli, Gianmarco Stefanini. Allenatore è stato Alessandro Manetti, accompagnato da Stefano Baggiani e Maurizio Andreini. Applausi per la Toscana, per la squadra vincitrice del Memorial. Altra foto di rito. E la Coppa. L'ultimo passo appunto della Coppa.
la coppa per il primo Memorial Giustino Altobelli, che viene consegnata da Rosaria, appunto la moglie di Giustino Altobelli. In favore di telecamera, sempre in Siamo Sport Me, Filippo Ciavorella, che ha fatto questi 2 giorni impeccabili. Un grande applauso alla Toscana, vincitrice del primo Memorial Giustino Altobelli. Cristina, vorrei chiudere con 2 parole tue. Sì. Cristina Correnti, presidente del Sicilia. Primo Memorial Altobelli, cosa ha significato per te questo Memorial? Ma è un'emozione grandissima. Giustino è stato il primo allenatore che ho avuto nelle giovanili, una persona stupenda, grandi valori, grande umanità, ma d'altronde il mondo cestistico italiano alla sua scomparsa ha dato una grande dimostrazione di affetto. Abbiamo voluto fare questo torneo giovanile che rappresenta la purezza del basket, e come puro era lui e con i suoi valori. Toscana, Veneto, Malta, non è di tutti i giorni vedere in Sicilia 3 rappresentative del genere. Sono contentissima, è stato un evento fortemente voluto, devo ringraziare assolutamente il presidente Toscana Massimo Faroni, il presidente FIP Veneto Fabio Crivellaro, il presidente della federazione maltese per aver accettato questo invito per questo evento al quale tenevamo particolarmente, sia per il valore della persona a cui è intitolato, sia perché dà un'opportunità di crescita ai nostri ragazzi e di misurarsi con regioni che non hanno mai l'occasione di incontrare. Prossimo passo il Memorial Gebbia. Prossimo passo, non ci fermiamo mai. Sì, assolutamente. Ciclo continuo, prossimo passo sempre con la rappresentativa, il Memorial per Gaetano. Un altro evento che si ripete, l'anno scorso l'abbiamo fatto con i campionati di eccellenza, quest'anno con Paolo Surace abbiamo pensato di farlo sempre con la rappresentativa, sarà penso nel mese di ottobre, cercheremo di organizzarlo velocemente ma nel miglior modo, perché come abbiamo visto anche alla fine della prima partita abbiamo consegnato le prime borse di studio in memoria di Gaetano. Quindi è un altro evento al quale il Comitato Siciliano, ma particolarmente la sottoscritta, tiene tanto. Benissimo, grazie a Cristina Correnti, presidente di Sicilia. Grazie a voi. E ora penso che abbiamo concluso con tutta la manifestazione, quindi da Roberto Quartarone è tutto, vi auguro una buona giornata e grazie di averci seguito.